scultura che è capace di esprimere la vita, perché l'arte, se c'è, è vita, se non è vita non è arte. Basterebbe solo questo per motivare una visita alla mostra aperta venerdì sera al Museo Bailo di Treviso. Ma Antonio Canova, gloria trevigiana, è già successo, con le lunghe file in attesa di entrare, con più di 5.000 persone nei primi 2 giorni di apertura, che sono sfilate davanti alle opere dello scultore trevigiano che ha conquistato il mondo. 150 quelle esposte in 11 sezioni per un percorso che occupa 1.200 metri quadri del rinnovato Bailo, museo nel museo, che impreziosisce ulteriormente l'omaggio all'artista in un percorso storico che va dalla fine della Serenissima al preludio dell'Unità d'Italia. Uno spettacolo dell'arte, della cultura e di storia che il curatore definisce un piccolo miracolo. Essere riusciti a farlo in tempi così ristretti, in questa situazione diciamo pure drammatica in cui abbiamo vissuto gli ultimi anni, gli ultimi mesi, è effettivamente un miracolo. Una mostra che non è chiusa in se stessa. Testimonianza poi del lavoro della rete straordinaria che è stata costruita sia tra musei, perché per esempio qui vediamo un'opera prestata dal MAP di Rovereto, prestatori privati, anche banche, ricordiamo il grandissimo aiuto per quanto riguarda proprio prestatori di Generalitalia, ma anche di tutte le istituzioni del territorio, perché da tutte le nostre istituzioni di categoria, in primis la Camera di Commercio, in realtà anche per quanto riguarda l'allestimento e anche per quanto riguarda gli artigiani che hanno lavorato dietro la mostra, pensiamo a Grafica Artiga, pensiamo a tutto l'allestimento, questa mostra sicuramente parla di territorio. Utilizzare un grande sforzo come quello di una mostra economico, di studio e di risorse come un volano per il territorio. Vogliamo che il visitatore venga a vedere la mostra ovviamente, ma torni qui anche dopo la mostra, perché qui potrà ancora tornare a vedere Canova, sia nei nostri musei che a Possagno, ad Asolo, quindi nel nostro territorio. Un progetto nato in un momento difficile anche come simbolo di rinascita. Una mostra figlia della pandemia, possiamo dire, perché proprio nel periodo del lockdown ci sono stati i primi incontri, i primi confronti, le prime idee, i primi partner, che proprio in un momento dove pensare alle mostre poteva sembrare quasi immorale, invece abbiamo gettato le basi per quello che è il rinascimento della nostra città. Lo vogliamo fare all'insegna dell'arte, della cultura, perché è un regalo che vogliamo fare alla comunità, che ha bisogno di emozionarsi, che ha bisogno di bellezza, che ha bisogno di tornare ad avere fiducia nella vita. Una mostra da vivere quindi, che vuole unire tutti in un medesimo pensiero espresso così da Vittorio Sgarbi. Ci unisce qui a celebrare un'idea di arte come qualcosa che ci avvicina a Dio. Dio potrebbe anche non esistere, ma l'altro ci dice che Dio esiste. L'esistenza dell'arte ci parla di qualcosa che sta sopra di noi, che è dentro prima e poi sopra di noi.